Paura poco dopo le 5 di questa mattina lungo il passante di Mestre, tra gli svincoli di Preganziola e Martellago ai confini tra le province di Treviso e Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la carreggiata in direzione Milano per l'incendio di un camion Bisarca carico di 8 autovetture che sono andate bruciate insieme al mezzo. Illeso l'autista che è sceso dall'abitacolo in tempo per evitare conseguenze. I pompieri sono arrivati sul posto con un massiccio dispiegamento dalle sedi di Mestre e Treviso. In campo 2 autopompe, 2 autobotti e 14 operatori che sono riusciti ad avere la meglio sul rogo impiegando la schiuma. L'incendio ha però distrutto la Bisarca e il suo carico. Malgrado si trattasse delle prime ore del mattino, il rogo ha creato disagi al traffico autostradale. Durante le operazioni di spegnimento, la circolazione in direzione ovest è rimasta bloccata. Al vaglio ora dei tecnici dei vigili del fuoco le cause che hanno originato l'incendio. Sul posto immediato anche l'intervento di polizia stradale e personale autostradale di CAV. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 8 con il completamento delle operazioni di spegnimento e raffreddamento dei mezzi incendiati.